In quest'opera di grande impatto emotivo, il tema della maternità fu affrontato da Giovanni Segantini non come tema religioso, ma come analisi molto terrena del rapporto tra madre e figli. Madre umana e madre animale vengono interpretate da Segantini in chiave laica, abbandonando qualunque riferimento alla tradizione pittorica religiosa. Una scena di genere che si spinge fino alla corrente del simbolismo. I comportamenti delle due madri sembrano essere molto simili. L'istinto materno non è prerogativa degli umani, ma è presente anche negli animali. Mentre il vitello posto sulla sinistra dell'opera dorme tranquillo, la madre mangia. Analogamente, la donna posta sulla destra, seduta su uno sgabello che tiene in braccio il proprio bambino, dorme abbandonata nei sogni. Anche se non vi è nessun riferimento alla religione cristiana, la contadina ricorda un'iconografia sacra vista e rivista che la pone come una moderna Madonna che tiene in braccio il piccolo Cristo. Umani e animali sono calati in una scena intima, di calda calma resa possibile dalla luce artificiale prodotta dalla lampada visibile davanti alla donna. Le ombre, le penombre, i vuoti, i pieni e gli effetti di luce sono esaltati dalla tecnica del divisionismo che Segantini applicò in maniera eccellente. Piccole pennellate filamentose di colore puro poste sulla tela con pazienza e abilità. C'è una prevalenza di colori scuri anche se, come già detto, la scena risulta luminosa e calda. Si tratta di una tela rettangolare di grande formato che consentì all'artista di poter collocare i protagonisti dell'opera in tutta la loro interezza. La profondità del dipinto è appena percettibile per un accenno di prospettiva dato dalla mangiatoia. Il dipinto è conservato a Milano, alla Galleria d'Arte Moderna.